Bentrovati, sono quasi emozionata, primo appuntamento con Morsi di Sicilia dopo la pausa estiva e proprio per l'occasione ho pensato per voi una ricetta molto semplice da preparare ma super scenografica e super buona, tanto per non stressarci troppo visto che ancora siamo un po' con la testa in vacanza. Saranno dei fiori di cipolla al forno, belli e buoni, mettiamoci all'opera. Protagonista di questa ricetta è la cipolla di Giarratana, presidio slow food siciliano, è una cipolla meravigliosa, estremamente dolce, estremamente gentile, quindi può anche essere consumata cruda, un po' come la cugina famosa di Tropea, ed è una cipolla che raggiunge dimensioni stratosferiche, anche 1,5 kg ogni cipolla. Ci servirà del pane semi-raffermo che io ho grattugiato, eccolo qui, del pecorino oppure se preferite parmigiano o ancora caciocavallo potete scegliere quello che preferite voi, delle acciughine sott'olio, del pomodori secchi, dell'uvetta, del prezzemolo, un po' di sale e un po' d'olio extravergine d'oliva. Nient'altro, fermo restando che questa è una ricetta che potete personalizzare come più vi piace. Potete omettere le cose, potete aggiungerne altre, potete mettere l'oso del provolone che fila. Io vi propongo questa versione molto smart ma super saporita. Mettiamoci all'opera, iniziamo. Per prima cosa occupiamoci della farcitura delle nostre cipolle. Andiamo a tritare pomodori secchi, acciughe e prezzemolo. Eliminiamo i gambetti più coriacei e tritiamo finemente. Come vi dicevo, queste cipolle potete prepararle anche in versione vegetariana, semplicemente omettendo l'aggiunta delle acciughe, magari aggiungendo delle olive o dei capperi per sostituire la parte, insomma, umami, salina. Anche se ci sono i pomodori secchi che già la fanno da padrone, c'è il pecorino, comunque il formaggio. Facciamo un trito grossolano, non è necessario tritarli finemente. Vado ad aggiungere le acciughe che faccio molto piccine, così da distribuirle in maniera uniforme nel ripieno. Poi aggiungo i pomodori secchi e taglio a pezzettini anche loro. Questa ricetta, a parte i tempi di cottura che ovviamente sono da stabilire in funzione alla dimensione delle cipolle che andiamo ad utilizzare, come vedete è molto semplice. Si tratta solo di tritare e assemblare il tutto e poi tagliare strategicamente la cipolla. Vado a trasferire il mio trito all'interno della bowl col pane. Aggiungo l'uvetta che non è necessario ammollare perché prenderà l'umidità durante la cottura della cipolla, e vado ad aggiungere anche il formaggio. Io se non lavoro con bowl piccole non sono contenta. Facciamo così, poniamo rimedio adesso. Cucchiaio e rimestiamo il tutto. Se non avete il pane raffermo potete utilizzare il pan carré, quindi il pane in cassetta, tenendo conto ovviamente, lo specifico sempre, che ha una dolcezza diversa. C'è anche un po' di olio delle acciughine, non sprechiamo niente. Assaggiamo di sale, ma dovrebbe andare bene. Benissimo. E occupiamoci delle cipolle. Le andiamo a aprire come se fosse un carciofo, un fiore. Le priviamo ovviamente della buccia. Se non doveste reperire la cipolla di Giarratana, può succedere anche ovviamente se ha il suo mercato, andatela a sostituire con una cipolla delle vostre zone che magari abbia delle caratteristiche simili, quindi che non sia troppo forte, che non abbia una spiccata piccantezza, che abbia un sapore mediamente delicato. Andiamo a togliere il culetto della cipolla, cercando però di tagliare a filo con il primo strato di petali che andremo ad utilizzare. Priviamola della puntina e con estrema delicatezza andiamo ad inciderla fino a 3/4. Dividiamola prima in 4 pezzi. Mi raccomando, non affondiamo il coltello fin troppo in giù. A questo punto andiamola ad allargare aprendo i vari petali. Nel mio libro di ricette, Amore, Curiosità e Istinto, la mia cucina felice, c'è una preparazione molto simile con la cipolla di Giarratana che ho chiamato zammara bianca. La zammara in dialetto siciliano è l'agave, questa pianta che cresce spontaneamente nel territorio, e la cipolla quando viene aperta così sembra appunto un'agave, una zammara. Come vedete ho allargato tutti i petali e ho realizzato questo fiore di cipolla che già è bello così. Adesso
Adesso dobbiamo prepararlo alla farcitura e alla cottura. Abbiamo due possibilità: o avete una teglia sufficientemente capiente in funzione alla quantità di cipolle che dovete fare, che è possibile chiudere perché in una prima fase le cipolle devono cuocere all'interno, quindi con il loro vapore, oppure procediamo così. Andiamo a aggiungere al centro la nostra cipolla e la iniziamo a condire. Pizzico di sale, l'apriamo bene, ci andiamo con parsimonia perché il nostro ripieno è piuttosto saporito. Andiamo a mettere anche un po' di pepe che ci sta super bene e poi farciamo la cipolla, cercando di andare a infilare il ripieno in maniera generosa un po' tra tutti i petali. Non lesinate, io sto proprio attenta che il ripieno arrivi ovunque, perché poi quando andiamo a mangiare la cipolla ci farà piacere andarcelo a trovare bello morbido nelle parti più basse, croccantino e gratinato in quelle più superficiali. Ditemi se già così non ha un aspetto bellissimo, sembra proprio un fiore. Disposto generosamente il nostro ripieno, non ha importanza se questi sono caduti all'esterno perché poi ce li ritroveremo nel piatto. Andiamo ad aggiungere un generoso filo d'olio, cercando di distribuirlo in maniera uniforme, e chiudiamo il nostro cartoccio. Prima la cassaforno. Così facendo, noi adesso questa cipolla la andremo a mettere in forno. Per i primi 30 minuti cuocerà con il suo vapore all'interno, diventerà morbida, poi scopriremo il nostro cartoccio e la faremo gratinare per averla bella croccantina in superficie. Preparo anche le altre e le passo in forno. Le disponiamo su una teglia e andiamo in forno a 200 gradi circa per mezz'ora, possibilmente in modalità ventilata. Dopodiché, trascorsa la mezz'ora, apriamo le nostre cipolle e le lasciamo in forno statico per altri 20-30 minuti fino a che gratineranno del tutto. Trascorsa la prima fase di cottura, apriamo le nostre cipolle che si saranno ben ammorbidite e le rimettiamo in forno scoperchiate fino a farle gratinare in superficie. E voilà! Eccole pronte, gratinate, croccantissime. Facciamo la prova. Recuperiamo una cipolletta e per impiattarla ci aiutiamo così. E voilà! Guardate che meraviglia! Morbida ma allo stesso tempo croccante, saporitissima, semplicissima da preparare, va fatta per forza, Vado a mangiarla. A presto!